Allora, rispondiamo alla signora che era intervenuta da Padova con il suo caso, diceva c'erano 3 questioni da mettere in evidenza. Sì, esatto, sì. Mi sembra insomma di individuare tre questioni. La prima, il lavoro di cura, il riconoscimento del lavoro di cura, lo dicevo anche prima, è dentro le nostre richieste ed abbiamo avviato un confronto con il governo su questo, che ci sia appunto il riconoscimento del lavoro di cura, quindi tutto il lavoro parentale, e quindi questo risponde in parte alla signora, chiaramente non in arretrato, purtroppo mi dispiace per la signora perché sarà difficile, però come dire, da questo momento, nel momento che riusciremo a portare a casa una situazione di questo tipo, ci sarà appunto una situazione che riconosce quel tipo di situazione. L'altra era sul part-time. È vero, c'è un problema con i part-time, tra l'altro noi abbiamo vinto delle cause, e questo proprio come col nostro patronato Inca, sulla questione dei part-time ciclici o quelli orizzontali, verticali, scusate. Su questo, siccome l'INPS ha un'interpretazione restrittiva sulla quota minima da versare, perché c'è un versamento annuo minimo e settimanale, per cui non conteggiava le settimane a pieno. Quindi noi da una parte abbiamo vinto le cause e questo ci aiuterà molto, però allo stesso tempo abbiamo aperto un confronto col governo proprio perché ci sia il riconoscimento delle settimane piene dei part-time, e questo aiuta molto anche da questo punto di vista, per un domani trovarsi non a dover lavorare più anni di quello che si pensa. Terzo punto, perché abbiamo un'altra telefonata. Terzo punto, purtroppo lì, come dire, faccio fatica a rispondere perché è una questione di asticella del Covid, e quindi hanno deciso questo. Hanno deciso così, è difficile andare sotto, perché poi c'è sempre chi sta sotto quell'asticella lì, certo. Purtroppo. Comunque è bene sempre segnalare queste cose, perché magari il sindacato con un certo numero di adesioni può farsi forza, certo, e cercare almeno in futuro di migliorare la situazione. Telefonata, pronto? Pronto? Sì, salve, da dove chiama? Sono di Abano, sono da Abano Terme, chiamo da Abano Terme. Buongiorno, buongiorno. Io volevo dire a quel signore lì che sta parlando del sindacato lì, che prima c'è stato un signore che ha scritto che gli anni 70 erano meglio, e la signora ha avuto da dire riguardo a quello che stava parlando il signore lì adesso. Certo. Non è vero quello che sta dicendo il signore lì, non so come si chiamano. Il signor Di Girolamo dello SPCGL. Signor Di Girolamo, dica al signor Di Girolamo, pure mi sente, che sta dicendo un sacco di frottole. Nel senso che i sindacati sono diventati delle associazioni che non difendono più gli operai. All'operaio interessa, ha bisogno di assistenza fiscale, tutto quello che fanno, ma ha bisogno di qualcuno che li rappresenti e che li difenda. Io sono stato iscritto per 12 anni al sindacato, 2 volte ho avuto bisogno, mi è stato risposto che non mi hanno risposto, non sono stati in grado di risolvere la cosa. Addirittura, dopo essere rimasto a casa da un posto di lavoro, ho parlato con un sindacato per avere delle informazioni, mi è stato risposto: ci sono tante ditte che assumono, punto e basta. Ora mi dica questo signore se noi operai, il sindacato di Abano Terme, ho visto la faccia che fa il signore che stavo parlando, questo è quello che rispondono, perché ad Abano, nella realtà qua, probabilmente sono amici con gli albergatori o tutto quello che volete dire. Questo è quello che mi è stato risposto. Non sono l'unico, ma siccome sono un po' stanco di vedere queste trasmissioni con questi sindacalisti che fanno tante storie, dicono che risolvono le situazioni, mi dispiace, ma state raccontando un sacco di frottole. Io spero che presto venga eliminato il sindacato, perché quando parli con i datori di lavoro risolvi la cosa. Si metti di mezzo i sindacati, hai perso il posto di lavoro. Grazie del suo intervento, grazie molte, Di Girolamo.
Allora, a me dispiace se lei ha avuto, come dire, per sua esperienza personale, un'esperienza così negativa, però dire che spera che non ci siano più i sindacati, sinceramente io non so chi poi difende i lavoratori, i padroni non di certo, insomma, lo dimostra la storia. Per il resto, noi credo che lo dimostrano i dati, i fatti, non solo tuteliamo i lavoratori dal punto di vista e le lavoratrici, dal punto di vista collettivo. È chiaro che i contesti non sono sempre stessi. Un conto era fare gli accordi negli anni 70, un conto era farli negli anni 80, un conto è farli oggi, quegli accordi. Però sono sempre, come dire, degli accordi che tengono conto della dignità dei lavoratori e degli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici. Questo è il primo punto. L'altro è che noi tuteliamo al meglio anche la tutela individuale, non solo quella collettiva. Lo dimostrano i dati, cioè i datori di lavoro, chiamiamoli così, che non pagano i TFR, che non pagano le mensilità arretrate, che non rispettano i contratti col tipo di mansioni, di qualifiche, o che approfittano di tutta una serie di situazioni. Basta guardare, insomma, quante cause noi vinciamo. Non solo vinciamo le cause, ma spesso queste poi fanno anche giurisprudenza per il miglioramento delle leggi di questo Stato. Io credo che non sono i padroni il padrone fa gli interessi suoi, punto. Guarda la sua ricchezza personale, guarda ma che anche, voglio dire, non è che... Comunque può anche essere, adesso ma non è lo sempre so, a danno sì, di altri, ecco, quindi, come dire, io spero che i sindacati siano sempre più autorevoli e sempre più forti dentro questo Paese. Però molto è lasciato anche alla capacità individuale della trattativa, cioè magari faceva riferimento a situazioni alberghiere specifiche e ogni azienda ha il suo referente sindacale. Se tu hai la sfortuna di beccare quel sindacalista che non ha una grandissima capacità interlocutoria, dialettica... Ci sono anche rapporti di forza, cioè voglio dire, a me è capitato nei miei anni, ho fatto il sindacalista nelle aziende per tanti anni. È chiaro che se io ho un'azienda dove c'è una forte sindacalizzazione ho, come dire, un tipo di forza, ma se io sono in un'azienda dove la mia rappresentanza è minima, è chiaro che la mia forza sarà minore, ma questo sta nel gioco delle cose, insomma. Qual è il dato vero? È che comunque il sindacato parte da una questione, cioè che sono i contratti di lavoro. Sappiate, io questo signore non conosco, quindi non posso dire, mi dispiace per la sua esperienza negativa, però la sua forza, anche individuale, parte sempre da un dato, e cioè che c'è un contratto collettivo nazionale di lavoro, da cui lui può partire. Se non avesse quello, se non ci fosse il sindacato e non avesse quello, beh, io credo che quel signore lì starebbe molto molto peggio. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì? Sì, salve, buongiorno signora, da dove chiama? Buongiorno. Buongiorno. Da Rovigo. Sì, prego. Buongiorno signora. Buongiorno. Allora, io ho fatto una domanda di una pensione con 30 anni di contributi, sì, e un fondo pensionistico, e ho 57 anni già. Però l'INPS non mi ha risposto ancora niente. È possibile andare in pensione con questa domanda, insomma? Perché il sindacato ha trovato che una opzione donna è un'altra cosa. Deve fare qualche domanda ulteriore? Aspetti, resti in linea signora. Ne serve qualche elemento? No, perché con 57 anni di età e quanti anni di contributi, mi scusi? 30. No, cioè non ci sono gli elementi per andare in pensione, a meno che non ha un'altra situazione, come ripeto, però ci deve essere qualcos'altro, insomma. Se non trovo più lavoro a 57 anni. Purtroppo questa è una di quelle situazioni, appunto, che noi stiamo cercando di risolvere, cosa fa la signora? Perde tutto? No, non perde tutto, cioè lei quando raggiunge l'età anagrafica per poter andare in pensione avrà tutta la sua contribuzione. Quindi lei deve aspettare quanti anni? Attualmente per l'età, la vecchiaia, noi siamo per le donne a 67 anni. Madonna, 10 anni deve aspettare. Deve aspettare. 10 anni come faccio a mantenermi? Ecco, sì signora, lei ha ragione in questo caso.
Adesso vediamo magari la sua situazione individuale, che non posso certamente chiedere qui in trasmissione, però se lei si è già rivolta ai nostri uffici, cosa le hanno detto? Voglio dire, le hanno detto che non c'è possibilità di andare in pensione ad oggi? No, mi avevano detto che c'era una formula, adesso non mi ricordo più se si chiamava formula Elisa, formula Franca, era un nome di donna, che dava la possibilità con questi requisiti che ho di andare, però non lo so. Allora signora, guardi, facciamo così, magari se ci autorizza diamo il numero di Girolamo, così la ricontatta e ne parlate con tranquillità, perché poi sono cose molto personali. Esatto, se lei magari mi dà un contatto o qualcosa, noi cerchiamo di avere tutte le sue carte, tutta la sua documentazione, in base a quello vedremo cosa è possibile fare. Grazie signora, la ringrazio moltissimo. Arrivederci. Siamo in chiusura di Girolamo, le ultime due cose che deve dire, proprio velocissimo. Allora, molto veloce, guardi, sono un po' le questioni che dicevo prima. Noi dobbiamo avere presente due cose. Uno, che in questo Paese serve una previdenza pubblica. Questo è universale, perché è inutile credere di risolvere i problemi da soli non si risolve nulla, bisogna avere questa grande idea di un grande istituto che ci protegge da questo punto di vista, che protegge tutti noi. Secondo punto, i giovani, cioè il lavoro, bisogna dare lavoro ai giovani, e non un lavoro solo ai giovani. importante, qualificato e per ciò che loro si aspettano, e questa è la nostra grande battaglia. Cioè è inutile pensare di assistere le persone, bisogna creare lavoro, e non solo per i giovani, ma anche per le persone, e libertà di questo Paese. Assolutamente. La ringrazio di Girolamo, grazie della collaborazione allo CGIL, grazie a voi telespettatori di aver partecipato. Comunque potete anche scriverci delle mail o mandare direttamente, entrare a contatto con lo CGIL territoriale per presentare la vostra posizione pensionistica o in prospettiva della pensione, per avere delle risposte per tempo, per poter fare qualche cosa. Grazie ancora, buon proseguimento, ci vediamo presto. Arrivederci.